quando sai che l'avversario sta andando in Dark Templar, o produci molte più cioè molte più observer e ci stai attento, oppure devi andare di cannoni fotonici, è l'unica. Ha deciso di curarsi le blatte prima di iniziare lo scontro. Ah no, ma questo non è il sardo, questo è il viola, quindi che sta di nuovo attaccando. Ah, giusto, giusto. Che si è curato tutte le blatte prima di un nuovo attacco. No, no, ha fatto bene. No, dicevo per Cromo. Ah, che infame. Per Cromo dicevo sarebbe utile quando sai che la troia a te costruirsi qualche cannone fotonico e l'infestor, terribile questa, e fare altre lasciare qualche observer proprio fisso sopra le basi, e intanto appunto qualche cannone fotonico nei punti tattici, perché sennò si rischia di subire degli harass veloci di Dark Templar e subire dei danni, come ti è successo. E ora vediamo un po' come andrà questo attacco. Di energia agli Infestor ne è rimasta poca, quindi non potranno fare un esercito come nella scorsa partita di infestati. Ecco che qui questa volta la crescita fungina sulle blatte ha portato un ottimo risultato. Questa volta non c'era l'energia per fare i marini infestati, quindi la vittoria è schiacciante da parte del sardo, che no, però non puoi farti scudo con gli infestor. Ecco, questa è una cosa. Gli infestor devi sempre stare attento nella micro a tenerli dietro. Beh, hai anche tu il tuo custode, puoi ucciderle con le blatte, perché lasciarle in vita? Anche qui c'è un observer, quindi ha visto le blatte ed è riuscito a eliminarle. Qui sono rimasti 3 infestor. Ricostruzione della base, sì, qui sarebbe già da un po' il momento di costruirsi la terza base, un po' per tutti. Ah, intanto mentre tutto questo andava allo sfraccello in combattimento là avanti, in base c'era un attacco di lance del vuoto. Non massiccio, ma c'era. Altra ricerca allo step 3 delle blatte dell'avversario Zerg, mentre il sardo, vediamo un attimino, ricerca 1 e sta facendo la ricerca 1 anche degli scudi. Sì, qui le lance del vuoto sono state un po' abbandonate, però il risultato c'è. Intanto decide di avanzare. No, mi piace che c'è stato questo continuo utilizzo degli infestor in maniera completamente diversa da parte di entrambi gli Zerg, ma comunque in entrambi i casi molto utile, perché stanno andando entrambi di blatte e infestor, ma li stanno usando in maniera diversa. Mentre uno punta a distruggere le blatte con la crescita fungina, l'altro punta a creare eserciti mostruosi di marini infestati. Questo lascia spazio a una domanda, insomma, chiediamoci quale delle due cose sia più efficace. Beh, probabilmente la risposta viene da sé, nel senso non bisogna fare o una o l'altra, bisognerebbe fare entrambe le cose, perché nel momento in cui si è fatta la crescita fungina su tutte le blatte e si sono create un po' di marini infestati, si ottimizza il tutto. Loro invece stanno scegliendo l'una o l'altra, che è sbagliato. Bravo che hai ritirato gli Zergling. Ed appunto questo. Il bello è che in tutto questo basterebbe fare un esercito di mutalische per massacrare tutte queste rocce senza troppi problemi. Ecco di nuovo che hai fatto l'errore di mandare gli infestor davanti, si sono stati asfaltati e quindi di nuovo ti trovi a combattere con il tuo esercito di rocce contro un altro esercito di rocce più tutti i marini infestati, e quindi perdi. Devi stare attento a tenere gli infestor dietro, perché se li lasci andare avanti così ti li distruggono e poi non fai in tempo a fare niente. L'errore è stato appunto questo. Comunque, vista la situazione, io sarei andato di muta a sto punto, visto che l'avversario si ostina a andare di rocce, andare di mutalisca è la cosa migliore. Come lui sta andando di lance del vuoto, che sono fantastiche, perché appunto contro le blatte funzionerebbero alla grande. Terza espansione qua, terza espansione anche per Cromo, terza espansione un po' in ritardo per il sardo, che però si era molto impegnato in questi continui combattimenti. Mancherebbe una terza espansione anche per l'avversario Zerg. Per entrambi gli Zerg ancora manca l'espansione del creep, che ora sta cominciando a bozzare un po' di espansione Cromo.
Però insomma è un po' una pecca. Intanto sì, è Cromo che sta infastidendo con le lance del vuoto, ma non sta più producendo grandi quantità di unità terrestri, insomma, cosa che potrebbe comodamente fare. Ha distrutto la terza espansione dell'avversario Protoss, ha distrutto in tempo il pilone prima che si evocassero gli Stalker. Protoss che ha finito praticamente i minerali della prima e quindi di fatto ora ha una sola espansione produttiva. Ha 3 spazioporti ma non li sta utilizzando. Ecco, più che altro qua se avesse fatto una cosa diversa, se Cromo con le sue lance del vuoto fosse andato ad attaccare lo Zerg invece di andare ad attaccare il Protoss, secondo me sarebbe stato molto più distruttivo, perché appunto lo Zerg era pieno di roach. Le roach non combinano niente contro la lancia del vuoto, quindi sarebbe stato molto più efficace. Mentre viceversa, cioè dovevate invertirvi. Se il sardo fosse andato a trovare lo Zerg, cioè il Protoss, mentre Cromo fosse andato a trovare lo Zerg, avreste potuto vincere molto prima. Ecco, qui la cosa giusta da fare quando sta ammassando così marini infestati è giustamente questo: ritirarsi e aspettare che i marini infestati finiscano, anche perché sono molto lenti, quindi è inevitabile la loro distruzione. Ora con un observer dietro riuscirai a vedere anche gli infestor sotterrati e con le lance del vuoto non dovresti avere nessun problema a distruggere le rocce. Però ti sei fermato, Cromo, perché? Intanto vediamo che a casa con le lance del vuoto sta facendo un disastro. Altri marini infestati per loro. Altre rocce che escono. Sì, ormai qua la battaglia è vinta, direi. La battaglia è largamente vinta. Pochissimi droni per lui, che quindi ha un'economia ridicola, perché non ha ancora finito il minerale della prima base, il che significa che ha veramente prodotto troppo poco, cioè troppi pochi droni. Intanto queste lance del vuoto hanno raso al suolo la base del TOS, arrivano delle idralische a fare da counter, però sono bloccate dalle sue stesse torrette, perché è un pagliaccio di ghiaccio, cioè dai, non puoi riempirti la base non puoi riempirti il tuo stesso ingresso di torrette di modo da bloccarti, cioè veramente una scelta stupida e ridicola. Ormai il Protoss è stato asfaltato. Ci sarebbe sicuramente il modo di spegnere senza stare a colpire. Vabbè, è riuscito a spegnere. Ora distrugge, sì, vabbè, poi porta stormo per fare da counter alle lance del vuoto, cioè, ok. Sappiamo che le lance del vuoto fanno un 20% di danno in più contro le unità enormi, quindi contro la porta stormo se la ghignano. Il TOS è stato annichilito, quindi rimane soltanto la Zerg, che ha un'economia ridicola e quindi sicuramente non riuscirà a fronteggiare nuovi attacchi. Tanto la terza postazione, sì, la terza espansione del sardo è produttiva. Qui abbiamo una seconda Aceri, macro Aceri, ottima per continuare a produrre in massa, visto che le risorse ci sono, almeno adesso no, perché sono appena state spese tutte, ma con 3 basi le risorse ci sono. Sfruttare una quarta base solo per avere larve è un ottimo piano. Qui espansione funzionante anche per Cromo. Ormai la partita è vinta, rimane da distruggere questa espansione del Protoss, che sta mandando sonde in giro a morire così for fun, e lo Zerg ha accumulato un piccolo esercitino, ma ridicolo, non riuscirà sicuramente a fronteggiare il nemico. Cromo invece ha un'economia eccessiva, sì, è fermo perché sta andando in lancia del vuoto, quindi dipende dal Vespene, ma potrebbe farsi comodamente una marea di zeloti con tutto quel minerale e andare a fracassare tutto con gli zeloti. Già. Sì, ormai pare che sia stato perso l'interesse da parte sia del sardo che di Cromo di continuare l'attacco con le unità di terra, perché tanto ormai la partita è finita. Si stanno spargendo sonde ovunque, ormai non resta che da distruggere. Ecco, l'Azzurro giustamente ha lasciato la partita. Andiamo a accelerare a vedere quando ci sarà l'attacco contro lo Zerg. Ecco, siamo arrivati.
le Hydralisk che mettono in difficoltà le lance del vuoto. A questo punto si sposterà anche il blocco di esercito di terra, eccolo infatti, e sarà più che sufficiente per distruggere tutto. Vediamo un po', eccolo, aspettiamo l'avanzata. Peccato che Cromo non abbia deciso di arrivare anche lui col suo esercito di terra. Il tempo che l'esercito dello Zerg torna indietro, qua i danni sono già stati fatti. A questo punto potrebbe avanzare con le lance, visto che non ci sono più le Hydra a difendere. Ecco, solita tattica per questo che fa Marini infestati. Probabilmente riuscirà anche a vincere questo scontro. Nel frattempo ecco che le lance gli distruggono la seconda base ed è spacciato. È decisamente spacciato. È riuscito a difendersi da questo attacco, ma ha perso comunque tutti gli edifici lì. E ora... perché ha sotterrato le Hydra? Le Hydra non si curano, stanno sottoterra, non sono Roach. Ecco, lancia del vuoto, finiscono il loro lavoro e ora è finita. Non aveva la benché minima speranza di sopravvivere. GG. Ok, solito ricapitolamento di fine partita. Espandere il creep, che l'avete espanso poco. Buona idea, comunque buona la spinta, la motivazione di utilizzare gli infestor, ci sta, sono molto forti, sono quel passo che ogni giocatore di basso livello come noi, che giochiamo in bronzo, argento, al massimo oro, insomma che non siamo dei campionissimi, per fare il salto di qualità come Zerg dobbiamo imparare a usare gli infestor. Ora, appunto, mentre l'avversario andava di marini infestati e tu, Sardo, andavi di crescita fungina, stai attento a non mandare avanti non mandarli avanti a farsi scannare, tienili sempre indietro, continua bene così con la crescita fungina sulle blatte, scappa quando vedi che l'altro va di marini infestati, arretra, aspetta che spariscono e magari fanne qualcheduno anche tu. Per Cromo non dimenticare le unità terrestri, perché comunque dipendente dal Vespene nella situazione in cui eri stavi facendo lance, va benissimo, le lance poi come avevo detto se avessi attaccato subito lo Zerg invece del Protoss avresti vinto anche prima, perché lo Zerg non aveva praticamente un cazzo di antiaereo a parte i marini infestati, che comunque con un observer potevi puntare subito agli infestor, seccarglieli al volo e quindi non avere problemi, l'avresti annichilito subito. Quello che voglio dire è anche se hai deciso di fare lance del vuoto, comunque se hai un sacco di minerale avanzato, costruisci piloni, fai un bel esercito di zeloti che comunque insieme alle lance del vuoto sono veramente devastanti, perché un esercito di zeloti con dietro delle lance del vuoto sono veramente dei tritatutto. Detto questo, complimenti ragazzi, bella partita, ci vediamo al prossimo replay. Ciao ciao!